Il comparto dei braccianti agricoli nella provincia di Catania conta circa 27.000 unità. 1.000 di questi, denuncia il movimento Braccianti e Forestali, SIFUS, sono stati tagliati fuori dagli elenchi anagrafici per le indennità dall'INPS. Inoltre, gli elenchi quest'anno sono stati pubblicati il 28 marzo 2012, invece dell'ultima settimana di maggio, ma nonostante il largo anticipo, l'Istituto di Previdenza non ha liquidato le somme ai braccianti. Vista la crisi e la situazione di grossa difficoltà, oggi i lavoratori insieme alle rappresentanze sindacali hanno manifestato davanti alla sede dell'INPS di Catania. È paradossale che gli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli sono stati pubblicati quest'anno 2 mesi prima rispetto agli anni precedenti e che nonostante questo l'INPS si appresti a pagare l'indennità di disoccupazione nello stesso periodo in cui l'ha pagata l'anno scorso. Così come è paradossale che centinaia e centinaia di braccianti agricoli storici che in prima battuta erano stati inseriti negli elenchi anagrafici, che rappresentano lo strumento da cui l'INPS trae i dati per poi liquidare l'indennità di disoccupazione, con un colpo di bacchetta magica sono scomparsi. Dietro alla cancellazione dunque potrebbe nascondersi un servizio di controllo e monitoraggio nel settore da parte dell'INPS per quelle aziende sospettate di essere le cosiddette imprese fantasma. Se l'INPS i controlli non li fa in corso d'opera non riuscirà mai a debellare il fenomeno e quando interviene il rischio che si corre è quello di fare danno sia ai braccianti falsi ma soprattutto ai braccianti veri. Guardateli in faccia questi braccianti, stringetegli la mano, vi accorgerete immediatamente che tipo di lavoro fanno.